Io ho l'impressione di non aver capito niente, ma ho 83 anni, perciò E lei ha capito come funziona? No, non mi sono informato tanto. Ho sentito, ma non ho ancora capito bene il meccanismo. No, non so niente. Con credit card. Ai nastri di partenza il contributo d'accesso per Venezia. Eppure, tra trevigiani e veneti, incontrati questa mattina in stazione, c'è ancora un po' di confusione. C'è tutta una registrazione su internet, è molto complicato. Io penso agli anziani come devono fare. Cioè, so che bisogna andare su internet a scaricare un QR code. Ho sentito solo che si deve pagare l'entrata, ma non so com'è. No, in realtà no. Ma non so neanche se effettivamente l'hanno implementato oppure no, quindi non ho Si idea. parte il 25. Ah, ok. E di quanto sarebbe l'importo? Più preparati i turisti che il contributo lo dovranno pagare, a patto che non abbiano già una prenotazione in albergo. You know? Yes. Yeah? From Thursday? Yeah. Yeah. It's true? Yes. Yeah. You pay... Yeah, that's not a problem. You mean with Intendi il biglietto per il treno o per... For entrance in the city. No, we No, non so, dobbiamo pagare? No, high price. Yes, we understand Non è un because prezzo Venice have alto a per lot of noi, noi tourists. abbiamo capito perché Yeah, we ci sono understand. troppi turisti. It's nice È una buona idea. idea. A sorpresa, ad apparire meno convinto della bontà della misura è proprio chi risiede in Veneto. Però non va bene secondo me, perché viene diminuito il flusso dei turisti, cioè saranno meno entrate per il comune di Venezia secondo me. Mi sembra un'ennesima presa in giro per noi cittadini e comunque una cosa che non risolve minimamente quello che è il problema. Quest'uomo, trevigiano, lavora a Venezia. Ho stampato un voucher, insomma, che mi permette di entrare senza problemi, insomma. Secondo lei per le altre persone sarà un deterrente, magari per i veneti anche solo doversi prenotare? Credo di sì. Per i veneti credo di sì, per il turismo in generale non credo. Adesso che devi prenotare ci penserai 2 volte prima di andare? Probabilmente sì. Il treno intanto è partito e indietro non si torna. Il 25 aprile scatta il contributo d'accesso a Venezia.